a tutti, vi porto i saluti della città. Abbiamo un grande onore con noi oggi, abbiamo appunto la professoressa Anna Maria Lusardi, in particolare per noi del Club Soroptimist International di Pordenone. È una grande emozione accogliere Anna Maria Lusardi, che è stata una delle donne illustri che abbiamo invitato lo scorso anno, purtroppo solo al video, ma oggi finalmente in presenza, e che con grande passione e impegno, come racconta in questo libro Il sapere conta, e pone l'alfabetizzazione finanziaria sullo stesso piano dell'apprendimento della lettura e della scrittura, una competenza essenziale per vivere pienamente nella società moderna. Oggi purtroppo c'è una lacuna significativa nelle conoscenze generali della popolazione. Il suo libro arriva quindi in un momento cruciale, offrendo strumenti pratici e teorici per affrontare le sfide economiche quotidiane. Attraverso un linguaggio chiaro e accessibile, Il sapere che conta spiega i concetti chiave della gestione finanziaria personale, dall'importanza del risparmio all'intelligenza degli investimenti, passando per la comprensione dell'inflazione e dei tassi di interesse. Ho conosciuto la professoressa Anna Maria Lusardi a Roma, quando era direttrice del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria nel 2018 alla presentazione degli eventi finanziari del mese di ottobre. E poi l'ho sempre seguita negli anni, in particolare quando è stato siglato il protocollo tra Banca d'Italia e Soroptimist International. E ciò che mi ha sempre colpito, al di là della sua competenza indiscussa, è stata la sua attenzione alle situazioni di fragilità, in particolare nei confronti dei giovani, delle ragazze, le quali purtroppo hanno una conoscenza finanziaria minore rispetto ai ragazzi. Sabato sarò a Torino al Festival Internazionale dell'Economia per coordinare il debate dei vincitori del concorso nazionale dell'economia e le ragazze vincitrici purtroppo sono molto poche. Come risulta dalle ricerche della professoressa Maria Lusardi, esiste una profonda differenza di genere nelle conoscenze finanziarie e anche una mancanza di fiducia delle ragazze nelle proprie conoscenze. È necessario invece diffondere sempre di più, anche grazie a questo libro, la conoscenza finanziaria, in quanto questa conoscenza finanziaria è sia un'arma che uno scudo. Da una parte ci aiuta a farci largo tra le tante, a volte complesse decisioni finanziarie, dall'altra ci aiuta a districarsi da eventi imprevisti, ad esempio dalle crisi o da chi voleva ingannarci con promesse di facili guadagni. Concludo questo breve intervento ricordando la famosa immagine della statua della bambina con le mani nei fianchi in atteggiamento di sfida davanti alla borsa di New York. Quella statua è stata intitolata Bambina senza paura. Ecco l'augurio di Soroptimist Club di Pordenone alle bambine e alle donne del nostro futuro. È quello di non aver paura, di studiare, di avere conoscenze finanziarie, perché in un mondo in cui ci sono sempre più incertezze, in un mondo sempre più dominato dall'intelligenza artificiale, in cui si discute su chi possiede la conoscenza, dobbiamo dire che il sapere conta. Grazie, davvero molto bello questo intervento iniziale di Soroptimist, della Poletto, molto bello. Da parte mia invece porto i saluti dell'Università di Udine, che insieme al Comune di Pordenone dal 2021 stiamo organizzando questo festival, questo lungo evento che viene Trading Places, e da sempre, cioè dal 2021, da sempre, da mai, direbbe la collega Lusardi, comunque stiamo parlando di educazione finanziaria, di alfabetizzazione finanziaria, abbiamo fatto insieme tante conferenze, insomma
battiamo questo tasto con grande convinzione. E quindi è un evento importante oggi, ha ragione la Poletto, un evento importante, un grande onore avere con noi l'Anna Maria Lusardi, che è la più grande studiosa a livello mondiale sui temi dell'alfabetizzazione finanziaria e della educazione finanziaria personale. Insomma, un percorso straordinario quello di Anna Maria Lusardi, che deve essere, può essere di esempio. L'ha detto prima la Poletto, c'è una grande anche diversità di genere sui livelli di alfabetizzazione finanziaria, soprattutto in Italia. Bassa alfabetizzazione finanziaria e una questione di genere molto importante. Ecco, la Lusardi da questo punto di vista è un esempio sicuramente per le nostre studentesse qui presenti. Perché? Perché la Lusardi parte, no, da Piacenza, arriva oggi ad essere docente di finanza alla Stanford University, dove dirige un centro dedicato all'educazione finanziaria. È stata consulente del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti durante la presidenza Obama e fino al 2023 è stata direttrice del Comitato per la programmazione e coordinamento dell'attività di educazione finanziaria in Italia. Dirige il Comitato di ricerca dell'International Network on Financial Education dell'Organizzazione per la Cooperazione e Sviluppo e sostanzialmente è una donna, una ricercatrice, una docente che è stata pluripremiata per i suoi studi, per l'innovazione di metodo su un tema così complesso che è appunto l'alfabetizzazione finanziaria. Una disciplina, un pezzo di disciplina dentro la quale la Anna Maria Lusardi ha utilizzato metodologie rigorose, ha utilizzato per prima sistemi di misurazione dei livelli di alfabetizzazione finanziaria con i quali oggi tutti possiamo andare a misurare e comparare a livello mondiale, di ricerca mondiale, i livelli di educazione finanziaria. E questo è un passo avanti nella frontiera della conoscenza, perché ci permette di conoscere e ci permette quindi di intervenire laddove, come più spesso accade, risulti necessario. Si parla di alfabetizzazione finanziaria e di necessità di conoscenza finanziaria soprattutto durante le crisi economiche, perché durante le crisi economiche che esplodono le vulnerabilità, e Anna Maria Lusardi parla di conoscenza finanziaria come un anticorpo alla vulnerabilità economica, ma anche alla vulnerabilità personale. L'educazione finanziaria è uno strumento attraverso il quale crescere dal punto di vista delle conoscenze, ma anche dal punto di vista della self-confidence, cioè poter realizzare qualcosa dentro equilibri personali e finanziari importanti. Quindi un tema anche di ricerca molto promettente. Qui tra l'altro abbiamo la collega, oltre che il direttore del Dipartimento di Scienze Economiche, il nostro direttore, abbiamo la collega Fabiana Fusco, che è direttrice del dipartimento, di un dipartimento umanistico che ha messo insieme il dipartimento preesistente di lingue col dipartimento di scienza della formazione. Oggi più che mai il tema dell'alfabetizzazione finanziaria deve entrare a far parte del programma di formazione dei nostri futuri insegnanti. E questo deve essere fatto e dato all'università. Quindi ringrazio Fabiana Fusco che è venuta oggi ad ascoltarti e anche a confrontarsi con te per introdurre questi nuovi programmi all'Università di Udine. Non voglio però togliere tempo al dialogo che ci sarà fra la nostra
Enrica Dolognesi, coordinatrice del corso di laurea di Banca e Finanza, e la nostra preziosa e importante ospite Anna Maria Lusanti. Quindi do la parola ad Enrica e vado a sedermi di là e ci vediamo poi eventualmente nel dibattito. Grazie. Allora, come corso di laurea in Banca e Finanza ci siamo spesi molto per l'educazione finanziaria, dirò più due parole su quello che stiamo facendo probabilmente dal 2018. Abbiamo organizzato tutti gli anni, anche più volte durante l'anno, corsi ex alternanza scuola-lavoro, adesso si chiamano PCTO, un anno addirittura riservato alle sole ragazze. Ci siamo spesi per l'alfabetizzazione finanziaria, quindi con percorsi ma anche con lezioni che facciamo ormai quasi on demand alle scuole. Io personalmente provato anche, diciamo, l'ultima esperienza è stata alle scuole medie, per cui ho cambiato addirittura target per capire, perché probabilmente, e verrà fuori, insomma ne parleremo, perché questo libro è veramente illuminante sotto tanti profili, prima si comincia a parlare di educazione finanziaria meglio è, per cui questo mio esperimento alle scuole medie spero che, insomma, di poterlo riproporre. Prima di parlare di questo libro e di affrontare alcuni temi, ho sottolineato qualche passaggio, l'ho letto sinceramente con una certa voracità, perché mi occupo di educazione finanziaria e volevo capire che cosa sarebbe entrato in questo libro e come lo avrebbe spiegato, per cui è stato veramente un bel viaggio, un bel percorso e vorrei appunto poi condividere qualche passaggio che ho sottolineato. Però prima vorrei capire quali siano le attività su cui sei impegnata in questo momento a Stanford. Grazie mille. Anzitutto voglio ringraziare di questo invito, è un grandissimo piacere ritornare a Pordenone e quando ero venuta la prima volta mi ero resa conto che questa era una città straordinaria con tantissime iniziative e l'iniziativa che abbiamo fatto, che avevamo fatto insieme a Stefano ed Enrica, che era questa educazione finanziaria in comune, in piazza, che era diventata, voleva essere un modello di riferimento anche per le altre città, quindi è veramente un piacere ritornare qui a parlare dello stesso tema e a continuare a dire che veramente Pordenone è all'avanguardia su questo tema e quindi è un grandissimo piacere. Io quasi inizio il viaggio per il libro proprio da questa bellissima città. Voglio prima di dire quello che stiamo facendo, voglio dire quello che molto spesso dico a quasi tutte le presentazioni, ovvero che secondo i miei studi e secondo le statistiche io non dovrei essere qui a parlare, perché ci sono tre caratteristiche che in media mi impedirebbero di essere qui. Uno, di essere una donna, due, di essere italiana, tre, di essere di una certa età, io ho 62 anni, non li dimostro, però insomma ce li ho, e quarto, forse voi non lo sapete, io sono nata in un piccolo paesino della provincia di Piacenza. Tutte queste caratteristiche fanno sì, la previsione è che io sia una persona con una bassa conoscenza finanziaria, certo non un'esperta di questo argomento. E la ragione per cui la sono è che le statistiche non sono il nostro destino e possiamo cambiarle, così come è successo nella mia esperienza e così come vuole essere questo libro una porta per cambiare le statistiche nel nostro paese. E nel mio caso, la ragione per cui sono riuscita a fare questo è dovuta alla scuola. Io voglio dare sicuramente in merito a questi meravigliosi insegnanti, a partire dagli insegnanti delle elementari, a tutti gli insegnanti che ho avuto il grandissimo piacere di lavorare con Mario Monti all'Università Bocconi, con Angus Deaton a Princeton, vinse poi il premio Nobel, e tutti questi insegnanti, ma a partire da quelli delle elementari, che hanno creato grande curiosità e che
soprattutto mi hanno dato la fiducia di poter fare, di poter sviluppare i miei talenti. Questa credo che sia il ruolo della scuola e spero che sia anche il ruolo un po' di questo libro, di cercare di stimolare la curiosità per un argomento oggi così importante. Voglio riferirmi in particolare a quello che veniva detto prima. La conoscenza finanziaria nasce molto e si sviluppa molto durante la crisi. Però una cosa che ho detto subito all'inizio, perché il comitato in realtà fu creato in seguito alla crisi, le crisi bancarie, l'educazione finanziaria non è una risposta alla crisi, è una risposta al mondo che cambia. Oggi noi dobbiamo avere queste conoscenze sono essenziali, come saper leggere e scrivere, e la ragione è perché dobbiamo prenderci cura di tante decisioni, dalla pensione all'acquisto della casa, agli investimenti, con degli strumenti finanziari sempre più complessi. E quindi dobbiamo avere queste conoscenze. Adesso ritorno subito a Stanford. A Stanford tutti gli studenti sono proiettati verso il futuro, ed è per questo che l'università e la metà dei nostri studenti si laurea in materie STEM, quindi studiano economia, ma il loro minor è in computer science, è in biologia, è nella tecnologia. E loro vedono e capiscono, nella Silicon Valley in particolare, quanto sia importante investire nelle conoscenze del futuro. E accanto a queste conoscenze del futuro c'è anche la conoscenza finanziaria. Nel 2020 anche a Stanford si inizia a insegnare finanza personale, io l'ho insegnata da più di 10 anni, e ben 362 studenti si sono iscritti, non solo, ma anche deans, anche professori sono venuti a seguire queste lezioni. È stato il corso più grande, uno dei più seguiti all'università, un po' perché ciascuno studente di Stanford vuole diventare il prossimo Steve Jobs, ma anche perché sanno che dovranno gestire tante decisioni finanziarie e che dovranno, ad esempio, investire i propri soldi, investire la propria pensione, e sanno anche che l'investimento sia in mercati finanziari che in educazione è molto importante, quindi vogliono acquisire queste conoscenze. Quindi quello che stiamo facendo a Stanford è proprio questo, di innanzitutto insegnare ai nostri studenti, ma non solo, anche al personale, anche agli alunni, la finanza personale, e di estenderla poi all'università e anche di estenderla in altri luoghi, ad esempio i luoghi di lavoro, usando ad esempio la tecnologia. Sono arrivata a Stanford solo da settembre dell'anno scorso, abbiamo ricevuto un grosso finanziamento da un alunno della scuola e speriamo con questo di poter investire e di poter ampliare sempre il nostro campo. Il nostro approccio è sempre globale, e proprio perché siamo globali, la prima cosa che ho pensato di fare è di scrivere un libro. Questo libro non è stato scritto in inglese, è stato scritto in italiano, e l'ho fatto perché non sarebbe stato possibile, credo, fare un libro di finanza personale in Italia scrivendo in inglese. Quindi ho voluto scriverlo nella lingua che conosco, e ho voluto scriverlo per tutte le persone qui, e l'ho dedicato a mia madre, perché è anche, sia perché è stata la mia insegnante di educazione finanziaria, e sia perché credo che ci sia un ruolo importante delle donne, in particolare in Italia, e che accrescendo le conoscenze finanziarie potremo fare di più e meglio per il nostro Paese. Dunque, venendo al libro e a come è stato distribuito, insomma i temi, sono 7 capitoli che vanno, è una sorta di percorso, perché si parte da quelle che sono nozioni di base per arrivare piano piano, gradualmente, a quelli che sono gli strumenti finanziari, quindi spiegando in modo molto molto semplice gli strumenti finanziari, le nozioni di investimento, anche
qualche cenno sul risparmio gestito, ovviamente sulla diversificazione, ma ci arriviamo. Per poi arrivare a 2 capitoli che mi hanno molto incuriosito, insomma, uno sull'investimento in istruzione e formazione e l'ultimo sull'acquisto della casa, quindi è veramente un percorso. Un'altra cosa che mi è piaciuta molto è che alla fine di ogni capitolo ci sia un takeaway, cioè per punti quali sono appunto le cose da ricordare, da annotare, scrivi diverse volte, per avercele sempre sotto mano. Quindi poi i Magnifici 7 li chiami come capitoli Magnifici 7, ma ci sono anche 7 consigli molto importanti, ogni tanto i takeaway sono 7, insomma è ricorrente questo 7. Ma la prima domanda è: a chi è rivolto questo libro e quali sono stati gli obiettivi che ti sei imposta? Sì, questo libro è rivolto a tutti ed è per questo che è stato molto difficile scriverlo, perché è molto difficile scrivere per tutte le persone. E ho cercato di farlo in questo modo. Innanzitutto io ho scritto 12 capitoli, però poi ne ho pubblicati 7 per rendere il libro molto molto semplice e proprio per partire dalla base. Però ogni capitolo ha una sorta di crescendo, quindi si può partire dalla parte molto semplice e poi ci sono gli approfondimenti, ed è un po' questo che lo rende, diciamo, trasversale. E capisco anche che ci sono anche persone che non vogliono leggere tutto il libro, e quindi io dico nel primo capitolo: se ti vuoi fermare qui, ecco i consigli. E capisco anche che ci sono delle difficoltà a volte di comprensione. Ad esempio, io ho messo le formule per i professori di matematica qui, perché sono importanti. La matematica è un grandissimo strumento per capire la finanza, però si possono saltare e si possono quindi comprendere anche, ad esempio, con alcune delle storie che racconto. Quindi è un libro per tutti e penso anche addirittura per esperti alla fine, se qualcuno vuole leggerlo, cioè si basa sui dati, si basa sulla ricerca, però è scritto in modo il più semplice possibile, e proprio perché è molto difficile scrivere un libro semplice, sarebbe tutto più semplice scrivere un libro difficile, e ho cercato di farlo. Ho rimandato di 1 anno la pubblicazione di questo libro proprio per avere questo processo di semplicità. La semplicità, come diceva è forse la cosa più complicata, è molto difficile essere semplice, quindi è stato un grande sforzo. Si pone appunto anche l'obiettivo di dare questi strumenti di base, è quasi una traduzione, forse non è la parola adatta, di tutte delle lezioni che io offro all'università agli studenti, ma cercando di offrire un po' questi concetti di base che sono utili per tutti, perché non solo gli studenti o i giovani oggi si devono occupare di finanza, ma tutti noi dobbiamo occuparci di finanza, dai giovani agli adulti, dalle donne agli anziani, dagli imprenditori ai lavoratori dipendenti. Oggi questo è un compito che ci spetta. La scuola ancora non sta offrendo queste nozioni, però ci stiamo arrivando, appena passata la legge, ma nonostante questo è importante accompagnare il portale che abbiamo costruito con Comitato con un percorso. Ecco, la metafora che dico di questo è che questo è un viaggio nella finanza, e quindi io accompagno il lettore in questo viaggio e ci inoltriamo nella giungla degli investimenti, ma andiamo anche in sentieri più semplici come le prime nozioni di base dei primi capitoli. Sì, questa è stata assolutamente la mia percezione, cioè essere presa per mano durante questo percorso e accompagnata anche con diversi livelli, anche strumenti, nel senso sì, ci sono le formule, ma prima della formula c'è anche scritto: attenzione, se hai paura che sia troppo difficile, cioè non fermarti davanti alla formula, vai oltre, vedrai gli esempi, e con gli esempi sarà tutto molto semplice. Questo l'ho assolutamente apprezzato in modo particolare.
Nei primi capitoli allora siamo sui concetti di base, è una cosa, un messaggio che mi è piaciuto moltissimo ma si riprende costantemente, è la questione che non è necessario venire da una famiglia ricca per costituire un patrimonio. E questo obiettivo può essere raggiunto tramite i 3 ingredienti di questa formula che ogni tanto menzioni, e che sono il risparmio, il tempo e il tasso di interesse. Allora, pensandoci, le persone, almeno quella con cui ho a che fare io, si soffermano quasi sempre sul terzo di questi elementi, che è il tasso di rendimento, che invece nel libro è quasi una cosa del tipo, è un tasso di mercato, l'importante è che sia sopra a livello di inflazione, poi è un tasso di mercato, ma quello che conta è il risparmio e il tempo. Io direi che già dal primo capitolo ero già convinta che avrei dovuto risparmiare di più, cioè mi ha convinto subito la questione del risparmio. E la seconda è che il tempo aiuta nel costituire questa ricchezza, e allora lì un po' la rassegnazione di non avere più 20 anni, ma però anche la convinzione che questo dovrebbe essere un libro che deve essere letto dai ragazzi. Non le medie, ma dalle superiori. Ho una figlia di 14 anni, assolutamente appena finito di leggerlo, glielo metterò sul comodino, no? Esigerò ovviamente che lo legga. Però la cosa bella è veramente essere giovani, quindi direi che è un libro che è particolarmente adatto ai giovani, proprio perché è semplice, perché ti conduce per mano, perché ti convince che il tempo è dalla tua parte. Quindi tasso di interesse, le persone si soffermano su queste perché vorrebbero godere di tassi di rendimento elevati nel breve termine, ma è assolutamente chiaro in questo libro che non è questo che devi ricercare, è il risparmio e il tempo. Ho capito bene? Sì, certo, infatti proprio per renderlo così chiaro scrivo la formula, perché poi la formula lo esprime nella sua chiarezza. Ed è importante metterlo in evidenza, io la chiamo la formula della ricchezza, perché se pensiamo al tempo, che è un fattore importantissimo per accrescere la nostra ricchezza, ecco che il tempo è un fattore che hanno tutti i giovani. Quando la gente dice ma io no, come faccio ad aumentare la mia ricchezza? Ecco che quando io vado nella mia classe io vedo ognuno di voi è ricco del tempo, ed è per questo che è molto importante metterlo in evidenza, è molto importante partire presto e quindi anche molto importante insegnare l'educazione finanziaria a scuola, ed è per questo che sia come comitato l'abbiamo sempre sostenuto e anche adesso all'università insegniamo questo corso di finanza personale che io spero sia anche poi intrapreso qui all'Università di Pordenone e Udine. So che ci sono tante già iniziative in corso. Dall'esperienza che noi abbiamo a Stanford posso dirvi che sarà un corso di grande interesse per tutti i giovani, ma io credo che sia anche un corso che noi adulti dobbiamo in un certo senso favorire, in modo tale che i giovani imparino e capiscono quanto sia importante partire il più presto possibile. La seconda cosa importante, collegandomi a quello che dicevi, è questa idea un po' della finanza, degli investimenti. La finanza personale è considerata quasi l'investire in borsa, e tutti questi miti connessi alla finanza, uno di arricchirsi brevemente, di giocare in borsa, o di qualcuno ha questa conoscenza segreta, no? dei meccanismi della finanza a cui invece noi siamo lasciati fuori. Non ci sono segreti, non ci sono strade corte e non ci sono miti. Per arricchirsi, come tra l'altro hanno fatto i nostri nonni, dobbiamo usare proprio queste formule: partire presto, risparmiare poco per volta, e dobbiamo oggi in particolare investire bene i nostri soldi, perché c'è un'inflazione alta che ci rende poveri se non investiamo bene i nostri soldi. Queste sono le regole della finanza, non ci sono segreti, sono a disposizione di tutti e cerchiamo di sfatare questi inutili miti. Assolutamente, tra l'altro dice il tempo è denaro, ma
tutti, forse molti, penserebbero se bisogna lavorare di più perché il tempo è denaro, invece qui l'accezione è usa il tempo per fare crescere i tuoi investimenti. L'altra cosa molto bella è quella della la similitudine insomma, del tasso di interesse composto, viene a essere citato molte volte come una magia, è come una palla di neve che rotolando si ingrossa, per cui sono, penso, immagini che rimangono nella mente, che assolutamente rafforzano e convincono ovviamente di questo. Riguardo al risparmio, ho voluto sottolineare alcune frasi di questo libro che mi sono piaciute tanto. Intanto la prima è che il risparmio ci rende liberi, e poi dice anche il risparmio è uno stile di vita, è un modo di pensare e di gestire il rapporto con il denaro. Risparmiare ci permette di decidere chi vogliamo diventare e come vogliamo vivere. Direi che per un giovane è assolutamente preziosissimo. È così, io racconto anche queste esperienze del libro e anche il fatto che non occorrono cifre milionarie. Una delle prime storie che racconta è la storia della mia studentessa Claire, che è una studente che si sedeva sempre nei primi banchi, e lei mi raccontò che i nonni l'avevano insegnata a risparmiare presto e lei mise da parte una piccola somma. E lo fece anche perché faceva parte di una famiglia molto difficile, dove c'erano sia dei problemi economici aggravati da un problema di alcolismo. E mi raccontò come una sera, ritornando a casa, si trovò in una grande crisi della famiglia e lei, tramite proprio questi piccoli risparmi che aveva messo da parte, riuscì a comprare il biglietto dell'autobus e a trasferirsi dai nonni che abitavano lontani. Questo semplice trasferimento innanzitutto usciva da questa crisi della famiglia e soprattutto poter restare dai nonni, questo le permise di continuare a studiare a scuola, è tra l'altro una persona di grande talento, e di poi andare all'università con una borsa di studio. Venne alla nostra università, alla George Washington University, e quindi questo per dirvi che $20, questo il costo del suo biglietto, le permise di decidere, le permise di cambiare il percorso della sua vita. Oggi è non solo una studentessa laureata, ma lavora a Boston in una società finanziaria, e quindi il suo percorso è un percorso di successo e sono serviti solo $20. Quindi se noi mettiamo da parte qualche cosa, se abbiamo da parte qualche cosa, come dicevamo prima, i soldi ci permettono, sono un'arma e sono anche uno scudo che possono parare i colpi e ci permettono di decidere il nostro futuro. Sì, accanto all'esempio di Claire che viene ricordato più volte nel libro, c'è anche quello dei giocatori di football americano, per cui io immagino lo spettro di persone ampissimo che hai di fronte quando fai formazione, insomma quando parli di finanza personale. I giocatori di football hanno redditi molto alti per poco tempo, ma risparmio molto basso. Che esperienza è stata con quella classe? È stata un'esperienza meravigliosa. Innanzitutto non so se voi seguite per me il football americano è chiaramente uno sport molto particolare, molto amato negli Stati Uniti, uno sport molto difficile in realtà, con anche la violenza dell'impatto con cui i giocatori in realtà si scontrano crea tra l'altro tanti problemi anche di salute, però uno degli sport più seguiti e i redditi di questi giovani giocatori sono milionari. Firmano contratti di $100 milioni e noi abbiamo studiato proprio questi giocatori perché era interessantissimo vedere, no? Se noi diamo un reddito, il reddito che di solito le persone hanno nel ciclo della vita, se glielo diamo all'inizio, cosa succede? No? Lo dividono nel ciclo della vita o no? E quello che abbiamo visto in maniera quasi straordinaria, ma veniva sempre raccontato dai giornali, è che nonostante questi contratti assolutamente milionari, e tra l'altro per quasi tutti i giocatori, non è che devi essere soltanto il capitano
della squadra. Ecco che questi giocatori al momento di quando smettevano di giocare, ma addirittura molto spesso anche durante la loro carriera, dichiaravano la bancarotta. Quindi non solo questi soldi erano spesi, erano tutti spesi, ma addirittura c'era una situazione di crisi, no? Tanto da dover dichiarare la bancarotta. E noi abbiamo quindi ideato proprio dei corsi fatti su misura per loro. Lo dico in tutti i sensi, cioè abbiamo dovuto usare varie misure, uno perché essendo così grandi i giocatori non riuscivano a sedersi nei banchi di scuola, quindi abbiamo dovuto anche attrezzare le aule per loro e abbiamo fatto questi corsi di finanza personale e anche tra l'altro di imprenditorialità, perché molti di loro vogliono poi essere imprenditori, proprio per far fronte al fatto che queste persone ricevono queste cifre molto grandi e non hanno alcuna conoscenza della finanza e molto spesso vengono da famiglie che non hanno alcuna conoscenza della finanza. È stata una bellissima esperienza, anche loro, e io dico sempre nel libro quanto è simile la finanza allo sport. E una delle cose, ad esempio, che dicevo sempre loro è che se loro usassero lo stesso principio con cui giocano nella gestione delle loro finanze, ecco che potrebbero fare meglio. E in questo modo, diciamo, siamo riusciti a fare queste lezioni. È stato emozionante perché alcuni di questi giocatori erano proprio dei grandi giocatori che avevano poi vinto il Super Bowl. Quindi è stata una bella esperienza. Infatti a questo proposito ho segnato questa frase che mi è piaciuta moltissimo: la finanza è come lo sport, occorrono pazienza, perseveranza, allenamento e una buona linea di difesa. Trovo questa frase. Sì. Questa fu una frase che mi disse uno dei giocatori dei Baltimore Ravens che vinsero il Super Bowl, e lui mi disse sempre: professoressa, lo sa, per vincere occorre una buona linea di difesa, quindi non solo l'attacco ma una buona linea di difesa, da cui ho attinto per dire dobbiamo avere tutti una buona linea di difesa. E si crea questa difesa, ad esempio, con il risparmio precauzionale, no? Questa è un po' la nostra corazza per parare colpi. Anche la dimensione della corazza. E anche la dimensione della corazza. E la durezza, quindi può essere una corazza come quella di un granchio, ma non è abbastanza duro come invece quello della tartaruga, insomma anche quella della corazza mi è piaciuta moltissimo. Nel terzo capitolo si rappresenta la famiglia come un'azienda e si dice tutti devono fare i conti. È necessario fare i conti. Quali conti? Sì, qui nel terzo capitolo abbiamo cercato di adattare la finanza delle imprese alla finanza personale, perché noi siamo, alla fine, stiamo gestendo, no, la nostra azienda familiare, le nostre finanze, e possiamo usare la contabilità delle imprese anche per le famiglie. Quindi i conti che dobbiamo fare sono in realtà anche dei conti semplificati. Da una parte sono un po' una contabilità familiare per farci capire qual è lo stato del nostro patrimonio. La seconda è di tenere un po' i conti, quindi il registro dei conti, quindi in sostanza tenere le entrate e le uscite per decidere il nostro risparmio e per far sì che non spendiamo tutto quello, ad esempio, che riceviamo, in modo da poter accrescere la ricchezza. E il terzo è di usare questi strumenti per fare la programmazione, cioè, ovvero quello che io chiamo il budget. In sostanza, poniamoci degli obiettivi, ad esempio potrebbero essere: io voglio nel futuro accrescere la mia ricchezza, voglio comprare la casa, voglio andare in vacanza, voglio investire nell'educazione dei miei figli, e questo ci fa capire, partiamo dalla situazione di base, qual è la mia situazione patrimoniale, e poi tramite il registro dei conti diamoci degli obiettivi di risparmio. Questo è quello che si fa in corporate finance, ovvero nella finanza delle imprese, che è un corso che si insegna in tutte le business school, ma noi a nostra volta in realtà siamo delle piccole imprese, abbiamo le nostre finanze e dobbiamo gestirle nel modo rigoroso in cui le gestisce, no, il CFO
delle imprese, e quindi ho adottato, diciamo, la corporate finance e alla finanza personale, perché quando si parla di soldi è una cosa seria e dobbiamo usare le tecniche che sono le migliori per capire cosa fare. E anche lì è tutto molto semplificato, usando tra l'altro a volte anche degli indici, no? Per capire se stiamo andando bene o andiamo male. Una cosa che a mia volta ho avvertito è che quando non teniamo i nostri conti, non è che diciamo a volte si risparmia, no, di più, a volte si risparmia di meno, si risparmia sempre di meno. E la ragione è che viviamo in un mondo in cui si spendono milioni e milioni di euro in pubblicità. Quindi quando usciamo dalla porta di casa siamo bombardati di messaggi e di tentazioni, no, per l'acquisto. Io dico sempre ai miei studenti, in particolare alla George Washington University, dove eravamo in un campus molto centrale: quando uscite da qui e andate al vostro dorms, ci sono 5 opportunità di spesa e nessuna opportunità di risparmio, no? E quindi dobbiamo darci noi questi obiettivi. L'altra cosa di cui mi sono resa conto tutte le volte che vado alle conferenze e faccio poi la lista dei conti, è sempre in eccesso rispetto a quello che avevo pensato, a dimostrazione che è importante tenerli questi conti. Se non li teniamo, finisce che risparmiamo diversamente da quello che magari pensavamo di fare. Quindi è importante tenere i conti e capire dove stanno andando le nostre finanze e farle andare dove vogliamo che vadano. Sì, qui l'invito è assolutamente nel fare una rappresentazione, una fotografia del proprio stato patrimoniale, quindi attività e passività in cui è la situazione da cui partire. Quindi penso che il lettore a questo punto si fermi nella lettura del libro e cominci a fare questo e possa anche confrontare poi con l'esempio, molto bello perché inserisce l'esempio della famiglia Fortuna e ci si può assolutamente rivedere e capire anche dall'esempio, appunto. Gli esempi sono assolutamente importanti ed efficaci e li trovo veramente appunto efficaci. Poi successivamente, quinto capitolo, siamo negli investimenti, la mia area comfort, e qui ho detto come trasmettere alcuni concetti che poi sono stati ovviamente già menzionati, la relazione rischio-rendimento, piuttosto che mi è piaciuta la questione della giungla dell'esploratore. Perché giungla? Perché esploratore? Sì, perché gli investimenti si possono un po' paragonare ad una giungla, nel senso che sono complessi e addentrarsi negli investimenti, in particolare adesso complesso. I mercati finanziari sono diventati sempre più complessi. Pensiamo al numero di strumenti finanziari che esistono oggi, pensiamo ad esempio alle criptovalute, sono strumenti molto complessi. Pensiamo, ma anche molti degli strumenti finanziari che ci vengono proposti non sono semplici e quindi voglio ammettere, quindi c'è questa complessità, una delle ragioni, come dicevo, per cui l'educazione finanziaria è necessaria, cioè il mondo è veramente cambiato. Se pensavamo al passato, gli strumenti non erano così complessi, è diventato complessa anche il mutuo, no? È diventato complesso anche il conto corrente. Ci sono talmente tante opzioni da scegliere e quindi addentrarci in questo campo è complesso, ammettiamolo, e dobbiamo addentrarci, dico sempre, con la mentalità dell'esploratore, ovvero cercando di essere razionali, cercando di mettere da parte le emozioni. Chi non è un esploratore rischia poi di essere mangiato dai serpenti o rischia di non navigare bene, no? Quindi occorre avere la mentalità distaccata dell'esploratore. E qui la figura che mi piace di più è proprio la figura di Warren Buffett, uno degli investitori mitici degli Stati Uniti, e il suo messaggio è sempre questo: cercate di essere razionali. Negli investimenti occorre usare la testa e mai il cuore. E sempre in questo
capitolo il messaggio anche qui forte e chiaro è: non esistono pasti gratis. Forse l'unico pasto gratis è la diversificazione. Corretto? Sì, è una buona osservazione. Ricordiamoci, il pasto gratis si riferisce al fatto che se le persone vogliono degli alti rendimenti, devono affrontare alti rischi. In questo senso non ci sono, chi promette i guadagni facili senza rischi sono i truffatori, no? È una delle leggi base della finanza, una delle ragioni per cui i tassi sono alti o i tassi di interesse più alti rispetto ad esempio alla media è perché questi strumenti solitamente offrono dei rischi più alti, quindi dobbiamo essere coscienti che non ci sono delle opportunità nascoste o dei segreti che soltanto a cui noi possiamo accedere e avere degli investimenti straordinari. Quindi questo è una cosa da tenere presente. L'altra cosa da tenere presente è quanto sia importante diversificare. Ecco, tantissimi, anche i miei studenti molto spesso vogliono investire in azioni singole oppure vogliono diventare imprenditori. Ecco, quindi anche continuare a dire attenzione, chi investe in una sola attività, chi investe in un solo titolo si prende molto rischio. E un rischio direi che forse non è necessario, no? È veramente importante e utile cercare di diversificare questo rischio. Non si può abbattere a zero normalmente, ma la diversificazione è veramente importante. E devo dire, io dico sempre, non ho dei consigli generali da dare a tutti, perché la finanza è personale, quindi i consigli generali sono sempre molto spesso non così utili. Però nel capitolo degli investimenti, ecco, possiamo dare dei consigli a tutti, e perché la ricerca, direi, ci ha dato delle indicazioni piuttosto importanti su cosa siano i suggerimenti per gli investimenti. Quindi in questo campo così complesso, ecco, mi avventuro a dare alla fine dei consigli. Quindi se non volete leggere tutto il capitolo, potete leggere la fine e qual è il consiglio. Un altro tipo di investimento meno convenzionale è quello in istruzione e formazione. E qui mi piace perché subito mi ha posto l'attenzione sul fatto che in Italia è diverso rispetto agli Stati Uniti, perché c'è una maggiore visibilità su quelli che possono essere le carriere e gli stipendi. In Italia parliamo soltanto di precariato e di bassi stipendi anche per i laureati. Però qui il messaggio anche qui è molto chiaro. Sì, capisco questo problema, infatti ho voluto scrivere, nonostante la situazione in Italia, un intero capitolo di questi 7, quindi è stata una scelta difficile, dedicato ad un investimento particolare, che è l'investimento in educazione, istruzione e formazione, con l'idea che non è solo rivolto ai giovani, ci si può formare sempre. Io credo che si debba continuare a formarsi e direi che è rischioso non farlo. Chi non lo fa corre il rischio di essere obsoleto, e in un mondo come questo che si muove velocemente, dove il 70% dei lavori del futuro non sono ancora stati inventati, io credo che in realtà tutti dobbiamo cercare di formarci, altrimenti saremo spiazzati, no? Quindi attenzione anche a non investire in formazione. Io credo che se anche i salari, sicuramente i salari in Italia sono molto bassi rispetto agli altri paesi, e non c'è un grande anche aumento, un aumento molto grande del salario rispetto a titoli più alti, comunque c'è una differenza. Ecco, io questo in particolare per i giovani qui voglio farlo notare: i salari di un diplomato rispetto ai salari di un laureato non sono gli stessi, sono diversi. Quindi un salario maggiore c'è. Io credo che sia anche utile, la formazione
sia anche utile perché ci aiuta ad affrontare meglio, a capire meglio la complessità del nostro mondo. Dagli Stati Uniti, dalla Silicon Valley, quello che io vedo è un mondo del futuro che sarà un mondo sempre più ineguale, un mondo dove chi ha dei talenti può fare moltissimo, lo vediamo già, si è molto ampliata, ad esempio la gamma del redditi. Chi ha investito in conoscenze di successo, i propri redditi si sono moltiplicati ma in maniera esponenziale. E quindi questo attenzione, secondo me, a tralasciare questo importante investimento. Una cosa di cui non parlo qui, ma a cui dedico molto tempo nelle mie lezioni, è anche il differenziale di stipendio tra uomini e donne. E questo si vede in tutto il mondo e di solito le donne partono con uno stipendio più basso. Negli Stati Uniti, dove i salari sono tra l'altro piuttosto alti, questo differenziale con cui si parte all'inizio porta ad avere nel corso della vita $1 milione in meno delle donne nel loro, diciamo, salario nell'arco della vita. Quindi anche se la differenza è bassa all'inizio, poi con il tempo aumenta, e quindi il tasso di interesse composto aumenta anche questo. E una cosa che abbiamo fatto, che abbiamo istituito, è di fare dei corsi di negoziazione. Abbiamo messo la negoziazione dentro al corso di finanza personale. Uno, facendo vedere come chiaramente esistono queste statistiche e che le donne non devono accettare questi bassi salari, ma devono cercare di contrattare il più possibile. Questo, come sapete, nel business school tra l'altro si fa sempre, e il messaggio è sempre: tu non prendi ciò che vali, ma prendi quello che negozi. E questo vale sia per gli uomini che per le donne, ma gli uomini partono avvantaggiati, mentre le donne devono fare questa negoziazione e gli insegniamo a come farla. Nell'ultimo capitolo si parla di acquisto della casa. Assolutamente sì, interessante, sempre l'approccio. Mi sembra che sia uno dei cerchi che si chiudono, perché il risparmio apre tanti cerchi, no? E questo è uno che si può chiudere, no? Dicendo: se effettivamente si è messo da parte una cifra con la magia del tasso di interesse composto, con il tempo si raggiunge quello che serve per l'acquisto, perché solitamente la banca finanzia il 70-80% del valore, quel risparmio ti permette effettivamente di realizzare un sogno. Ok, ma l'altra cosa secondo me estremamente importante, a cui forse le persone non pensano, almeno le italiane, è che il percorso con cui si arriva a questa decisione importante, nel senso che bisogna essere un buon risparmiatore, ma avere una buona storia con la propria banca. Perché? Perché l'affidabilità ovviamente che ne deriva, che viene misurata, viene a essere calcolata proprio su come io mi sono comportata come risparmiatore, come cliente di questa banca. Una cosa che forse non viene percepita, o comunque si arriva a chiedere il mutuo e si sono fatti tanti errori in precedenza. Sì, questo è un capitolo importante, perché ho scelto di parlare della casa perché è uno degli acquisti che facciamo un po' tutti, e la casa è molto cara, direi, agli italiani. Abbiamo un tasso, ad esempio, di proprietà della casa molto alto, però sono decisioni importanti che dovremo probabilmente prendere anche con più informazioni. E la prima cosa che voglio sfatare è che tutti pensiamo che la casa possiamo comprarla solo se ci aiutano i genitori. Ecco, per i genitori che sono qui posso dirvi che non è vero. Potete far sì che i vostri figli risparmino, così possono comprare la casa con il mutuo. Peraltro, un'altra cosa direi quasi anomala è che la gente vuole comprarsi la casa e pagarla tutta. Io credo che questo, posso proprio dirvelo, è un errore. Cioè non è una buona idea mettere così tanti soldi tutti in un investimento, no? In particolare
in molte zone, diciamo, dell'Italia, dove i prezzi delle case tra l'altro non stanno salendo così tanto, quindi anche attenzione a questo. L'altra cosa è molto importante è che il tasso che verrà applicato ai mutui dipende molto spesso da quello che abbiamo chiamato il merito creditizio, ovvero che tipo di risparmiatore e soprattutto che tipo di persona sono per quanto riguarda anche l'indebitamento. Quindi è molto importante avere essere un buon pagatore in sostanza, perché questo influenzerà il nostro tasso di interesse applicato sul mutuo. E questo letteralmente corrisponde a un grandissimo risparmio di interessi se riusciamo ad ottenere degli interessi bassi. L'altra cosa che dobbiamo ad esempio sapere è se abbiamo anche preso un mutuo ad un tasso alto, se poi i tassi diminuiscono posso ad esempio rinegoziare questo mutuo e posso cambiare anche i termini. Quindi ho cercato di offrire tante informazioni che sono veramente molto utili. Se facciamo un mutuo a 30 anni al 7% di interesse rispetto al 6%, cioè con il 6% il risparmio è veramente molto grande. Quindi cerchiamo di ancora una volta usare l'atteggiamento dell'esploratore anche quando entriamo nell'acquisto della casa. Forse lo riteniamo un acquisto utile, io direi che anche in questo acquisto probabilmente siamo propensi a fare tanti errori. E io quando guardo anche al patrimonio, ad esempio immobiliare degli italiani, ecco, questo secondo me non è un patrimonio ottimale, si può fare meglio. Io vorrei concludere, poi magari lascio anche fare qualche domanda, con due temi che mi stanno particolarmente a cuore, di cui in realtà stiamo anche già parlando. Uno è la finanza delle donne. E io ho letto nel libro questo passaggio: le donne spesso credono di non sapere, e questo ha importanti ripercussioni sul portafoglio e quindi sulla loro serenità. Sì, mi ricollego, mi fa piacere questo collegamento con la bambina senza paura della statua di New York, e noi abbiamo proprio effettuato uno studio relativamente a questo. Come sapete abbiamo disegnato molte domande che misurano la conoscenza finanziaria. Queste domande sono state utili proprio per capire quanto poi noi sappiamo di questi concetti base. E quello che è emerso da queste domande è che c'è una differenza di genere praticamente in tutti i paesi ed è particolarmente alta in Italia. Questa differenza di genere è però molto particolare, ovvero le domande sono distinte, hanno una frase, diciamo, e poi c'è la possibilità di rispondere, diciamo, usando la risposta corretta, c'è la risposta corretta, varie risposte non corrette, e poi c'è la possibilità di scegliere non lo so. E quello che abbiamo visto quando facciamo questi test di conoscenza finanziaria non è che le donne non rispondono scorrettamente, ovvero scelgono la risposta scorretta. Molto spesso dicono non lo so, cioè non vogliono azzardarsi in un certo senso a rispondere. Io questo lo vedo anche nelle mie studentesse, nel senso che quando chiedo qualche cosa, ecco, non alzano mai la mano. E allora, quando chiedo loro la domanda, ecco, mi rendo conto che in realtà la risposta molto spesso è giusta, no? Quindi questa differenza di genere è una differenza che è composta da una parte magari da una minore conoscenza, ma dall'altra parte anche da una minore fiducia nella propria conoscenza. E i nostri studi purtroppo dimostrano che entrambi contano, per dirla con la parola del libro, cioè sia questa mancanza di conoscenza, le donne molto spesso sanno di meno perché si occupano anche di meno di finanza, e questa mancanza di fiducia nella propria conoscenza fa sì che non investano in borsa. Quindi, tra l'altro, gli investimenti in borsa sono anche considerati più complessi, magari un argomento meno adatto alle donne. Ed è per questo che io credo che questa bambina senza paura abbia un senso, e che veramente il messaggio che noi dobbiamo dare alle donne è che dobbiamo avere
meno paura, e questa paura ci impedisce di far crescere la nostra ricchezza. Quella secondo me dovrebbe farci ancora paura di più rispetto al non investire. Il secondo tema è l'educazione finanziaria o l'alfabetizzazione finanziaria nei giovani, ma direi nei bambini, ancora di più. E questo ha un impatto sulle persone. Mi piace il passaggio che ho segnato qui e scrivi: ho riscontrato che chi parla con naturalezza, mi piace anche questa parola, di soldi, ha avuto qualcuno che gli ha insegnato un po' di finanza, e questo quando era piccolo. È così, in tantissime interviste che ho fatto, nel libro cito il caso di John Rogers. John Rogers è l'advisor del presidente Obama, è a sua volta un uomo di colore, è un uomo afroamericano che però fonda questa società di investimento. Oggi è una società molto famosa, molto in voga, e quindi anche un uomo molto ricco, e lui quando l'abbiamo intervistato ha subito citato un esempio di quando era piccolo e suo padre durante il Natale gli regalò delle azioni. Quindi non gli regalò né il trenino né un giocattolo, ma gli regalò delle azioni. E questo fece scaturire una grande curiosità in questo piccolo bambino, e crescendo questo bambino diventa un importante finanziere. Ma in tantissime altre storie, quando abbiamo parlato di finanza, c'è sempre questo ritorno alla esperienza da bambina. E a mia volta racconto il fatto che la mia famiglia, noi siamo tre figlie, i miei genitori hanno sempre usato una grande naturalezza a parlare con noi di gestione delle loro finanze. Ci hanno parlato ad esempio dell'acquisto della casa e così via. Mio padre racconta sempre questo esempio quando ci raccontò che volevano acquistare una nuova casa, e allora una piccola bambina di 10 anni offrì loro un prestito con un buon tasso di interesse, devo dire, offrì loro non tutti i risparmi, ma solo una parte, e dette anche delle condizioni: che questa casa doveva avere un'altalena, doveva avere una nuova cuccia del cane e anche un bel giardino. E devo dire che a distanza di tempo mi continuano a piacere le case con le altalene, i giardini e le cucce del cane. Grazie. Al pubblico, intanto che ci pensate proprio su questo, sull'educazione finanziaria all'interno dell'educazione civica? A che punto siamo? Sì, è passata questa legge, devo dire siamo veramente contenti, lo uso plurale, perché il comitato sin dal suo inizio ha usato come diciamo, suo cavallo di battaglia veramente dell'educazione finanziaria a scuola. E finalmente è passata una legge che la prevede nell'ora di educazione civica. Voi potete dire, per Bacco, no? Come mai metterlo lì? Io credo che in realtà sia stato un passo importante, perché l'educazione civica è una materia curriculare, cioè una materia obbligatoria. E quindi metterla nell'educazione civica significa insegnarla a tutti. Chiaramente si dovranno formare gli insegnanti, chiaramente si dovrà fornire del buon materiale, ma questo è un ottimo passo, perché permette di offrire l'educazione finanziaria a tutti, e quindi anche a far fronte al fatto che probabilmente molti bambini e molte bambine non hanno alcuna educazione finanziaria a casa, e quindi è importante averla a scuola. È veramente un modo di democratizzare la conoscenza finanziaria. Quindi ben venga questa legge, spero che sia presto implementata. Io credo che si potranno vedere in questo modo anche i frutti, e quello che ci dicono anche poi le ricerche è che dalla scuola, partendo dalla scuola, l'educazione finanziaria poi si diffonde agli altri, si diffonde ai genitori, si diffonde ai nonni, si diffonde agli amici, quindi ha veramente un effetto moltiplicatore. Quindi sono molto ottimista
e fiduciosa. Direi che anche questo è un materiale per sia gli insegnanti sia gli studenti, potrebbe essere veramente un manuale da cui partire, perché proprio è ricco di esempi e questi rimangono secondo me nella testa. Qualche domanda? Qualche curiosità? Tutto chiarissimo, non vedo l'ora secondo me di leggere il libro, sì, professor Lorenzi. Sì, io vedo facilmente nelle persone comuni questa attrazione verso il gioco. Il gioco oggi comporta spese incredibili, no? Nello Stato italiano si parla di oltre 100 miliardi. Il gioco è anche connaturato alla non conoscenza bene delle probabilità e a valutazioni normalmente completamente sbagliate su quella che è la probabilità di vincere. La domanda è come riuscire a entrare nella mentalità delle persone, anche comprendere, per me anche questa è educazione finanziaria, e il fatto di stare a buttare soldi, letteralmente a buttare soldi. Va bene, lo Stato italiano può essere contento, ci guadagna tantissimo, ma non dobbiamo pensare le scelte in questo modo, dobbiamo pensare come aiutare la gente proprio a comprendere questa questione, secondo me è veramente importante. Sì, questa è veramente è una domanda importantissima e vediamo, io credo che questo faccia parte ancora una volta dell'idea che la ricchezza si arriva dalla fortuna, no? E quindi si diventa ricchi perché si è fortunati. Si vince alla lotteria oppure si fanno, no, i quiz con le domande chi vuole diventare un milionario e così via, e quindi questo continua ad alimentare, no, questa idea che la ricchezza non è dovuta a noi, è qualcosa che deriva dalla fortuna. Io ho voluto chiamare, tra l'altro nel libro, la famiglia fortuna, dicendo che la fortuna se l'ha costruita, se la sono costruiti loro e non gli è arrivata a caso. Però credo che dovremmo anche cambiare forse l'atteggiamento, nel senso che se alle persone piace così tanto giocare, in che modo possiamo usare questo per avere dei comportamenti virtuosi invece che avere, diciamo, quasi necessariamente la perdita dei loro soldi, no? Forse dovremmo cercare di metterci, no, invece di giudicare questo atteggiamento. Io tra l'altro credo che molto di questo sia dovuto anche alla mancanza di conoscenza, non è un caso che si va a vedere le caratteristiche ad esempio demografiche della popolazione che gioca, no? Non sono sempre delle popolazioni molto spesso con un basso livello di educazione e di reddito, però se potessimo utilizzarlo per creare un diverso, no, comportamento, quindi forse anche far pensare come, no, che un aspetto quasi del risparmio, un po' come la lotteria, no? O vincere qualche cosa, però non vinci perché sei fortunato, ma vinci perché hai lavorato bene. Quindi è molto complesso riuscire a farlo. So che ad esempio dei professori di Harvard hanno ideato dei bonds, dei titoli, per cui c'è anche una lotteria connessa a loro, in modo tale da usare questa propensione al gioco per farli investire anche in titoli che poi possono avere magari dei rendimenti più alti rispetto ai depositi bancari. Però insomma è difficile, però secondo me è importante sederci con il risparmiatore, con l'individuo e cercare di capire, no, che cosa lo motiva e quindi, no, accompagnarlo in quel modo. Sì, se qui posso aggiungere, nelle aule di finanza, insomma, quando si parla di strumenti e mercati finanziari, molto spesso gli studenti parlano di giocare in borsa o scommettere in borsa, cosa che ovviamente è proibita nella mia aula, perché questo non è il linguaggio che si può utilizzare. Però sempre pensando alle aule, nel libro c'è scritto la finanza viene percepita dagli studenti come qualcosa di noioso, di complesso. Come si fa a fare quell'idea? È molto difficile, io credo che ci siano, come dico nel libro, ci sono tanti ostacoli alla finanza, e io credo che questo libro sarà letto da chi non ne ha bisogno,
no? Mentre non riusciamo a raggiungere le persone che potrebbero veramente beneficiare di questo. Innanzitutto perché la finanza è considerata molto noiosa, è considerato materia complessa e poi anche considerato un tabù, no? Non si parla mai di soldi con gli altri ed invece dobbiamo, uno, parlarne, due, semplificarlo e io credo anche renderla divertente, cercare di renderla piacevole, il più piacevole possibile. Io ad esempio cerco di farlo con tante storie, no? Quindi raccontando le storie in modo che la finanza non sia solo una serie di formule, ci sono anche quelle per i professori di matematica, ho messo anche le formule, però abbiamo anche messo tante storie per rendere la lettura un po' più piacevole. E credo che sia importante farlo, dobbiamo rendere questa materia piacevole, altrimenti continuerà ad essere considerata lo sterco del diavolo. Sì, un'altra cosa che mi ha colpita assolutamente è stato il fatto che all'inizio del corso di finanza personale comincia a parlare di serenità. Questo è il primo concetto che cerco di trasmettere. Ci proverò, anche io, il prossimo corso lo farò e dirò come sarà andata. Se non ci sono... Sì, volevo soltanto aggiungere a questo, durante la prima, in realtà, un modo per rendere questa lezione o per attrarre le persone, ecco, dopo tanti anni che insegno finanza ho capito un po' la differenza, addirittura ho strutturato questa prima lezione in modo completamente diverso rispetto al passato. Ad esempio mi presentavo sempre con questo vestito giacca dove sembravo, no, come dire, quasi la persona del business, della finanza, no? Quindi ho smesso questi vestiti della business school dove insegnavo per far capire che questo non era soltanto un corso di business. E la prima domanda che faccio agli studenti è che cosa si aspettano da questo corso, soprattutto che cosa credono che sia la finanza personale. E quasi tutti mi dicono che si aspettano che sia un corso di investimenti. E io credo che siano lì in particolare per investire, no? Che vogliono imparare ad investire. Lo dicono la maggioranza degli studenti e quando io chiedo ma quanto vi piace investire, devo dire che non c'è una passione, anche quello per l'investimento, ma però ecco l'idea che io sono qui così posso investire bene i miei soldi. E la cosa che dico allora è che no, questo non è solo un corso di investimento, è un corso di investimento, è un corso di gestione dei nostri debiti, è un corso di contabilità, è un corso per fare bene le nostre decisioni. In sostanza è un happiness project, è un progetto sulla felicità.